bicchiere, strumento importante, come tutti gli strumenti, anche quelli musicali, va adeguatamente curato, gestito e tutelato. Quindi il nostro bicchiere in vetro cristallino andrebbe lavato in acqua tiepida, assolutamente senza detergenti, senza brillantanti, che andrebbero a creare una patina, una superficie all'interno del nostro bicchiere stesso, riducendo così l'analisi anche della struttura del vino, cosa che facciamo roteando il vino nel bicchiere, e il disegnare con archetti, con lacrimazioni, la superficie interna del bicchiere ci dà indicazioni sulla struttura. Quindi acqua tiepida, asciugato con un panno in cotone, un lino, è sicuramente il modo più ideale, possibilmente mantenuto in posizione dritta e non capovolto, perché andrebbe a concentrare e a condensare all'interno del bicchiere stesso odori sgradevoli, magari tratti dal panno su cui è stato appoggiato o sul piano su cui è stato appoggiato. Quindi sempre posto ritto all'interno dello scaffale, all'interno della nostra dispensa. Mai a contatto con superfici plastiche, perché questo induce nel bicchiere odori che poi si trasmettono al vino, alterandone una corretta lettura.